Inaugurato questa mattina a Catanzaro l'anno giudiziario del Tribunale amministrativo regionale, il Presidente ha illustrato il lavoro svolto dai magistrati contabili e ha assunto un impegno di emettere sentenze entro un anno dalla presentazione dei ricorsi. Vediamo. I giudici contabili e il nuovo anno giudiziario, cerimonia di inaugurazione nella sede del Tribunale amministrativo a Catanzaro. Il presidente Salomone, alla presenza delle istituzioni del territorio, ha sottolineato come l'economia calabrese si basi prevalentemente sulla pubblica amministrazione, ben il 70% delle risorse. Nel 2016, secondo quanto emerso dalla relazione di bilancio dal lavoro svolto, raggiunti importanti risultati. 34 le sentenze in materia di interdittive e antimafia, accelerati i giudizi in materia di appalti. Dei 98 ricorsi presentati, 58 sono stati definiti. In materia sanitaria, ben 80 le sentenze emesse. Si è cercato di riorganizzare il Tribunale e il risultato maggiore è stato che abbiamo azzerato l'arretrato, abbiamo ridotto l'arretrato di oltre il 33%. Ed è il Tribunale che ha avuto la maggiore performance in questi termini in Italia. Le prospettive sono quelle di ridurlo ancora e di arrivare a un tempo di definizione che pare un anno massimo dalla presentazione del ricorso, il che garantisce al cittadino che si rivolge a questo Tribunale di avere una pronuncia nel più breve tempo possibile, soprattutto con una certezza dell'esame delle sue richieste. L'efficienza della giustizia amministrativa è stato rimarcato nel corso della mattinata il fattore decisivo per la ripresa economica del Paese.